Shira Shirim intanto sono le prime parole che ci sono sul rotolo e i libri biblici prendono il loro titolo dalle prime parole. Shira Shirim Asher Shlomo vuol dire canto dei cantici di Salomone, che è di Salomone. Questa mattina siamo qui per un incontro legato a un testo biblico, Shira Shirim, Cantico dei Cantici, che fa parte della Bibbia ebraica e anche naturalmente della Bibbia cristiana. Si tratta di un testo molto particolare ed è bello affrontarlo questa mattina. Siamo all'interno della giornata di dialogo ebraico-cristiano, quindi è molto bello, secondo me, affrontare oggi un testo che appartiene al canone ebraico e che la Bibbia cristiana naturalmente ha al suo interno, anche se la collocazione di questo libro nei due libri, ecco, è un po' particolare ed è diversa nei due libri. È un libro che è entrato nel canone anche con molte discussioni, perché sicuramente ha delle particolarità veramente molto interessanti che lo rendono veramente una perla all'interno di questa letteratura, ma anche con alcune particolarità e peculiarità che forse questa mattina proviamo ad affrontare insieme. Mi baci con i baci della sua bocca. Il tuo amore è davvero più dolce del vino, migliore del profumo dei tuoi unguenti. Il tuo nome è olio Turak, per questo le ragazze ti amano. Conducimi dietro a te, corriamo. Il re mi ha fatto entrare nelle sue stanze. Rallegriamoci, siamo felici grazie a te. Gustiamo il tuo amore più del vino. Hanno ragione ad amarti. È un testo che parla d'amore, poi ci sono molte interpretazioni, le esegesi sono diverse, sia in ambito ebraico sia in ambito cristiano. È un testo dove si racconta, anche con termini fortemente erotici, l'attrazione tra l'uomo e la donna, ma naturalmente poi l'esegesi allegorica ha attribuito altri significati a questa storia, a questi racconti, a questi poemi. Tra l'altro è un testo poetico, per cui ha anche tutta una sua bellezza se lo si può ascoltare nella sua lingua originale. È comunque un testo che ha fatto e che fa la storia non soltanto della cultura e della letteratura, ma anche della spiritualità, per cui esistono tutta una serie di interpretazioni, di esegesi, ma anche di idee teologiche, sia nella mistica ebraica, sia poi in tutto quello che è stato il percorso esegetico e teologico cristiano. Di cosa parlano questi canti? Parlano dei due ragazzi, parlano di erotismo, parlano di due che si desiderano o parlano dell'amore di Dio per Israele? Perché qui per i cristiani la cosa va bene più o meno, perché può essere interessante dal lato cristiano riascoltare quella storia, ma chiaramente il cristianesimo applica la sua ermeneutica, la sua chiave di lettura al testo biblico. Questa operazione è ovviamente rientra in un filone di attività che noi stiamo svolgendo, che abbiamo programmato, di valorizzazione del patrimonio ebraico, della comunità ebraica di Mantova, che qui è conservato, patrimonio a stampa e manoscritto, e quindi abbiamo deciso di affrontare alcuni approfondimenti su, diciamo, alcune pietre miliari dei testi sacri della religione ebraica.